Presidente, la DOC Friuli Venezia Giulia ha detto rappresenta la capacità di fare sistema, un risultato importante. Assolutamente, tanti anni di lavoro, sono tante le persone da ringraziare, soprattutto chi non ci credeva fin dall'inizio e che invece ha sposato questo progetto. Oggi presentiamo anche questo logo che è importante. Quel fare sistema significa che siamo riusciti a mettere insieme la qualità delle nostre produzioni, ovviamente mantenendone la specificità, ma nella consapevolezza che affrontare le sfide sempre più complesse del mondo globale che stiamo affrontando anche nella produzione e nel mercato del vino richiede oggettivamente il mettersi insieme. Questo mettersi insieme noi oggi lo abbiamo ottenuto, quindi abbiamo davvero una grande opportunità e speriamo che questa opportunità nel prosieguo di questo cammino diventi ovviamente anche posti di lavoro, economia e una regione che cresce. Assessore Sciaurli, un risultato molto atteso, quello della DOC Friuli Venezia Giulia. È un risultato atteso da 40 anni in cui il primo riconoscimento va davvero all'unità della filiera vitivinicola, adesso un'opportunità da saper gestire per presentare al meglio il nostro territorio e identificare ancora di più i nostri vini, i nostri prodotti, la nostra qualità con quelle caratteristiche uniche che ha il Friuli Venezia Giulia, quindi non va a ledere la libera scelta di mantenere le DOC storiche per i produttori, ma è un'opportunità in più per le nostre imprese agricole e per il nostro territorio. Io credo che sia un risultato storico, ma adesso va gestito e spero che sia davvero un grande stimolo per la crescita ulteriore per le nostre imprese e per il nostro export. Devo dire in conclusione che l'attenzione che abbiamo sia in termini di affluenza sia in termini di attenzione delle istituzioni fra Ministero e Comunità Europea sulle nostre sfide, sulle scelte che abbiamo fatto, credo che sia la miglior testimonianza di quanto il Friuli Venezia Giulia abbia saputo innovare in questi anni.